Amici di Radio Guest, ben ritrovati, siamo con Walter Pezzerini, presidente regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno ai radioascoltatori. Tra pochissimo, Walter, ci sarà finalmente di nuovo Sapori Pro Loco a Villa Manin dopo 2 anni di stop per ovvi motivi di pandemia. Che cosa è successo, ma soprattutto quali saranno le novità di questa edizione, quindi questo ritorno alla normalità per Sapori Pro Loco nel 2022. Sì, dopo 2 anni di sospensione torna questa grande iniziativa di promozione della filiera enogastronomica della nostra regione. Proprio 2 anni fa siamo stati i primi a prendere questa decisione di sospendere la nostra attività. È stata una decisione sofferta, ma presa con grande senso di responsabilità, perché era un messaggio che volevamo dare a tutte le nostre associate per l'emergenza sanitaria che stava diventando sempre più pesante. Ci siamo fermati per 2 anni come tutte le nostre associate, però dopo 2 anni c'è voglia di ritornare. Abbiamo già alcune iniziative che sono state portate in questi giorni nei nostri paesi, parlo di Casarsa, parlo di Sacile, parlo di Buia, parlo di Cordenons, dove hanno riproposto gli eventi anche se in un format completamente diverso, e c'è stata una grande presenza di pubblico. Questo ci fa sperare di essere ottimisti anche per Sapori Pro Loco, perché c'è voglia di incontrarsi, di stare insieme, di stare all'aria aperta, di ricostruire le relazioni che in questi 2 anni sono andate un po' sfilacciandosi. Credo quindi che dobbiamo agire in questa direzione, essere molto ottimisti anche per l'estate che ormai è alle nostre porte. Ricordiamo, Sapori Pro Loco si terrà a Villa Manin il 14 e il 15 maggio prossimi, quindi nel grandissimo prato, dove c'è questa immagine che proprio rende l'idea dell'unione e della collaborazione anche tra le Pro Loco. Negli ultimi 2 anni le Pro Loco si sono ovviamente fermate come tutti. Sono stati citati i ristoranti, i teatri, le sale da ballo, tutte strutture, tutte aziende che hanno sofferto, però anche le Pro Loco, perché se pensiamo, le Pro Loco organizzano le manifestazioni, aggregano le persone, quindi hanno un ruolo nella società molto importante. Quanto hanno sofferto e che cosa hanno fatto in questi 2 anni le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia? Ma io dico sempre che la Pro Loco è l'anima della comunità, il valore aggiunto della comunità. Se non ci fossero le Pro Loco, noi nella nostra regione ne abbiamo ben 232, anche se i comuni sono 215, perché in certi comuni ce n'è più di una Pro Loco. Sono il punto di riferimento della comunità. Noi parliamo di ripartenza per quanto riguarda gli eventi, però le Pro Loco in questi periodi difficili di emergenza sanitaria sono stati a fianco delle amministrazioni comunali, della protezione civile, degli alpini, hanno fatto la consegna di medicinali, hanno fatto la spesa per le persone che erano in difficoltà. Quindi l'anima delle Pro Loco è rimasta tale, si è trasformata, anzi, un'anima sociale durante questo periodo di emergenza. Quindi diciamo, quando parliamo di ripartenza, lo ripeto, ripartenza per gli eventi, non per quello che in questi 2 anni le Pro Loco hanno fatto, e questo è un aspetto molto bello, molto positivo, che mi preme molto sottolineare e ringraziare tutti i volontari che in questi periodi di grande difficoltà, per l'isolamento, per l'emergenza sanitaria, per l'isolamento delle singole persone, per le difficoltà, i problemi, i lutti che hanno colpito le persone, noi eravamo presenti nel nostro comune, nelle nostre realtà. Mi piace ricordare, senza fare il nome perché non voglio fare l'elenco dei buoni o meno buoni, perché tutti si sono impegnati, quelle realtà che hanno per esempio pulito i cimiteri, quelle realtà che hanno pulito i sentieri in questi periodi, quelle realtà che hanno pulito le piazze nei nostri comuni. Anche questi sono lavori semplici e umili, ma molto importanti. Quindi l'anima delle persone delle Pro Loco era presente sul territorio nei nostri comuni. Se pensiamo al numero delle Pro Loco presenti in Friuli, pensiamo a quale esercito di volontari, perché è proprio il caso di chiamarlo così, nel senso che è veramente vastissimo, di tantissime persone che vogliono bene al proprio territorio e quindi appunto hanno operato anche senza fare ovviamente gli eventi, e questa cosa, come ha detto lei, va sottolineata e vanno fatti i complimenti. Adesso possiamo dire che la pandemia è al termine, non è ancora finita, bisogna ancora stare molto attenti, ovviamente prudenza, però si torna alla normalità. Il futuro,
Cosa si aspetta ora una Proloco? Cosa ci si aspetta anche dagli eventi che si possono fare, dalle iniziative, da qui ai prossimi anni? Ma durante il lockdown io sono rimasto in contatto con i presidenti delle Proloco, difatti ogni giorno chiamavo una decina, una quindicina di presidenti proprio per vedere, per constatare quello che si verificava nei nostri paesi, nei nostri comuni, e dicevo a tutti che c'era un momento per riflettere su come organizzare, su come portare avanti i nostri impegni per il futuro. Io credo che le nostre Proloco hanno fatto delle riflessioni, difatti in molte realtà gli eventi vengono sì riproposti in modo completamente diverso, magari una durata più lunga oppure una durata più corta, con contenuti completamente diversi, perché oggi come oggi gli eventi che noi organizziamo non possono più essere improvvisati, ma ci deve essere un'organizzazione, ci deve essere una qualità nell'offerta enogastronomica, e di questo noi andiamo molto fieri, perché nei nostri eventi in tutti i territori, dai monti al mare, passando tramite le colline o la pianura, la qualità della proposta enogastronomica è molto alta, e c'è anche la qualità nell'organizzazione dell'evento, perché un qualsiasi evento non può essere improvvisato, ma deve essere organizzato, si deve sapere quello che si deve proporre, come deve essere proposto. Parliamo per esempio di Sapori Proloco, che comincia il 14 e il 15 e poi continua anche nell'altro weekend 20, 21 e 22. Sono mesi che noi lavoriamo per Sapori Proloco. Da quest'inverno, quando abbiamo comunicato la data, c'è stata un'implosione proprio, un'esplosione di like sui nostri siti, tutti contenti. Vuol dire che era un segnale molto forte di ripartenza. Come dicevo prima, 2 anni fa abbiamo dato un segnale di responsabilità. Quest'anno abbiamo dato un segnale di ripartenza. Se riparte Sapori Proloco vuol dire che c'è la certezza che ripartano anche le altre manifestazioni, riviste, riorganizzate, riproposte, con date cambiate. Questo fa parte anche della riflessione che ogni singola Proloco ha fatto in questo periodo. Potremmo dire che uno dei lati positivi di questa pandemia è il fatto di poter ovviamente ripartire, ma in una veste migliorativa, quindi ha dato la possibilità anche magari di riflettere e migliorare. Dice bene il presidente Pezzarini che non è un evento organizzato, nessun evento deve essere organizzato un po' al caso o all'acqua di rose, ma deve essere ben strutturato, anche perché credo, poi lei magari mi darà atto o meno, che sempre di più i cittadini, i paesi hanno, la popolazione ha la necessità di vedere e di sentire di un qualcosa di organizzato più professionale possibile, più dettagliato possibile, come fosse un'azienda alla fine, a livello diciamo di visione. So dico di sì, perché bisogna mettere in sicurezza i visitatori che vengono durante gli eventi, devono trovarsi tranquilli, sereni, nella massima sicurezza. Però io aggiungo anche che bisogna mettere nella sicurezza anche i volontari che i giorni precedenti o i giorni successivi alla manifestazione devono allestire le strutture o tutte le cose che devono essere organizzate e fatte. Quindi nulla è lasciato al caso. Ci deve essere un piano di sicurezza, devono essere rispettate le regole e le norme, che in certi casi sono troppo stringenti e troppo rigide. Io ogni tanto anche mi lamento della burocrazia, perché se noi pensiamo solo alla sicurezza, noi facciamo riferimento a un decreto legislativo del 1931, circa 90 anni fa. Poi ci sono stati successivamente degli aggiustamenti, ma la legge di riferimento è quella del 1931. Quando è stata emanata quella legge eravamo in un contesto politico, sociale, culturale, economico completamente diverso da quello di adesso. Quindi credo che sia urgente, lo ripeto spesse volte quando proprio mi reco nei paesi, rivedere queste norme sulla sicurezza, che dico vanno sì rispettate, devono essere rispettate, guai. A queste si aggiungono poi anche le norme sanitarie, che se anche non sono stringenti come 1 anno o 2 anni fa, ci sono comunque, vanno rispettate. E quindi per rispettare bisogna che i presidenti delle Proloco conoscano queste norme. Noi abbiamo investito moltissimo in questi anni, anche durante il lockdown, sulla formazione, sulla conoscenza delle norme, non solo le norme amministrative, ma anche le norme sulla sicurezza, perché se io le conosco sono in grado anche di farle rispettare, e quindi per conoscere devo fare dei percorsi di formazione che noi periodicamente facciamo per tutti i nostri associati. Siamo in conclusione, l'ultimo argomento, forse quello più piccante di questa
bellissima chiacchierata con Walter Pezzarini, ricordo presidente delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. La burocrazia, questa parola che ovviamente a volte non credo ci spaventi più, perché forse la conosciamo bene, però a volte scoraggia molti perché è un limite. Ce ne può parlare di questo Sì, argomento? io credo che non ci sia nessun settore in cui non si parli di sburocratizzare. A me fanno venire anche i brividi certe volte quando sento queste cose, perché non c'è una legge, non c'è una norma che elimini un documento, ma ogni anno c'è qualcosa in aggiunta. E io penso ai presidenti delle Pro Loco che devono trascorrere la gran parte del tempo a compilare dei documenti e certe volte non sono in grado di compilarli, devono rivolgersi a dei professionisti per organizzare anche piccoli eventi. Io credo che le norme devono essere semplificate, non dico che devono essere abolite, ma devono essere semplificate. Ci deve essere anche un coordinamento fra gli organi deputati alla sicurezza, pensiamo ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla vigilanza, alle prefetture, alle questure. Se non c'è un coordinamento fra questi non si va da nessuna parte. Noi il mese di novembre scorso abbiamo fatto una giornata con gli stati generali. E la cosa che mi ha colpito di più è emerso che un presidente di Pro Loco, oggi come oggi, anziché dedicare tutto il suo tempo a compilare documenti, dovrebbe essere quella persona che organizza i volontari, che si confronta con le istituzioni, che ha rapporti con le altre realtà presenti sul territorio. Nella stragrande maggioranza dei casi questo non avviene, perché un presidente delle Pro Loco è impegnato a compilare una serie di documentazioni che deve rispettare secondo normative che certe volte sono anche in contrasto fra di loro. Certo, soprattutto nel mondo del volontariato, almeno Sì. questa sburocratizzazione dovrebbe esserci queste agevolazioni. Se non Poi altro. aggiungo un'ultima cosa, c'è Certo. la normativa sul terzo settore, che è arrivata anche quella nel 2017, che si sta applicando tempo per tempo, pezzo per pezzo. Anche quella è un ulteriore aggravio di documenti, di norme che devono essere rispettate nel mondo del volontariato. Io credo che se andiamo avanti così, più di qualche realtà non avrà futuro. E non voglio essere pessimista, ma sono molto ottimista. Ringraziamo il presidente del Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Walter Pezzarini, impegnato assieme a tutte le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia il 14 e il 15, ma anche il 20 e il 21 maggio prossimi a Sapori Pro Loco, che finalmente dopo 2 anni ritorna a Villa Manin. Presidente, buon lavoro e a presto. Grazie, vi aspetto tutti a Villa Manin a Sapori Pro Loco. Grazie.